Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Sono qua per trascorrere una mezz'ora in vostra compagnia e per rispondere alle vostre domande in modo gratuito. Dunque aspetto la vostra compagnia, aspetto fiduciosa le vostre domande. Buonasera Marietto. Mentre vi aspetto comunque vi anticipo un paio di cosine. È quasi in conclusione l'ebook Abbondanza e Radionica, è un ebook basato su i circuiti. Per chi non li conoscesse, i circuiti radionici sono grafici che sfruttano le onde di forma prodotte dalle geometrie e da eventuali stringhe numeriche o altri simboli e altre cose appunto utilizzate da applicare proprio come forze al testimone per propiziare o per creare le vibrazioni giuste all'ottenimento di un determinato scopo. In questo caso la radionica questo ebook in particolare è come dire, incentrato e sviluppato sull'abbondanza. L'abbondanza ha molti aspetti, ma anche molti ostacoli, spesso e volentieri. Dunque lavoriamo un po' su tutti i fronti. Da una parte per rimuovere appunto tutte le avversità o le situazioni che impediscono di vivere nell'abbondanza e dall'altra appunto tutte le varie modalità con cui ci avviciniamo all'abbondanza appunto. Detto questo, l'ebook è personalizzato, dunque all'interno del circuito vi è la stringa unica, numerica, che corrisponde appunto al soggetto che commissiona l'ebook, dunque è unico, così come unico è anche Magia Radionica Magica, scusate, l'ebook che abbiamo concluso comunque di recente. E questo ebook, vale a dire Abbondanza e Radionica, è un ebook appunto che si prepone di dare una mano a vivere nell'abbondanza. Dunque l'investimento per questo ebook completamente personalizzato, proprio perché è già attivato circuito per circuito sulla persona, è di 75 euro, mentre l'ebook Radionica Magica ha un costo di 50 euro, anche quello è personalizzato. Bene, detto questo, io vi dico adesso, invece passiamo all'aspetto legato alla lettura appunto delle sibille e alle domande. Dunque vi ricordo che dovete porre una domanda chiara, indicando il vostro nome e la vostra data di nascita. Se chiedete appunto eventualmente di guardare su una persona a voi cara, indicate cortesemente anche il nome e la data di nascita completa della persona. Mi basta il nome, anche se poi durante i consulti privati andiamo molto più a fondo, usiamo eventualmente anche foto, cognomi, proprio perché anche loro fanno parte della vibrazione del soggetto e chiaramente più dati abbiamo e più riusciamo a essere attendibili anche nelle risposte. In ogni modo riuscirò, almeno proverò a fare del mio meglio anche così. Dunque, vi ho detto come porre la domanda, rispondo in ordine di arrivo e chiaramente riesco a rispondere solo alle persone che si sono manifestate per prime, proprio perché i tempi sono ristretti, ma farò del mio meglio, come ho detto. Allora, intanto saluto gli amici che sono collegati. Buonasera Marietto, buonasera Tiziana, buonasera Chiara, buonasera Fabiana, buonasera Maria, buonasera Marina, buonasera Maurizio Antonio, buonasera Cristina, buonasera Liana, buonasera Cinzia, buonasera Imma, buonasera Ionela, buonasera Donatella, buonasera Pierluca, buonasera Luciana, buonasera Loredana e buonasera Bruno. Bene, grazie intanto di essere qui. Metterò presto gli occhiali perché ero lì che facevo, strizzavo gli occhi per leggere.
Accidenti. Allora, cominciamo con Fabiana, che è la prima domanda che vedo qui in ordine. Ciao Ilde, sono Fabiana, 20 novembre 2001. Volevo sapere cosa succederà a breve in amore, grazie in anticipo. Wow, allora vediamo Fabiana, cosa succede per te in amore. Ah, siamo un po' tormentati, eh? Allora, e 4. Allora, vediamo di centrarle un po' meglio. Ecco qua. Bene, siamo alla prima stesura, dunque devo sistemarmi bene. Allora, vediamo un po', cominciamo dalla prima linea, che è la linea del passato. Intanto ringrazio il Marietto che dalla regia si è prodigato a mettere il link ovunque per notiziare, rendere noto a tutti, o almeno a quelli che raggiungono il link di questa opportunità in diretta. Allora, donna di servizio, matrice, superbia, denaro, viaggio. Allora, Fabiana, probabilmente qua vedo comunque una relazione o un innamoramento che hai avuto nel passato recente, probabilmente ancora ogni tanto pensi a questa persona o comunque era una cosa che sembrava essere piuttosto stabile, ma qualche cosa è cambiata. Dunque temo che comunque non sia andata tanto oltre la situazione. A un certo punto forse sei cambiata tu. Mm, Vediamo un pochettino adesso al presente. Vedi, nella linea del presente mi menziona una vecchia signora, una nemica, i sospiri e il messaggero. Allora, qui le cose sono due. O magari la tua mamma in qualche circostanza, attenzione, non è che tua mamma sia vecchia, è che la vecchia signora come carta delle sibille parla o di una persona più grande, cioè una donna chiaramente più grande, che a volte ci dà consigli anche bruschi in certe circostanze, no? Molto diretti, senza tanti giri di parole, e dunque può essere comunque una persona che ci ha a cuore, oppure appunto a livello parentale, in modo più stretto, potrebbe raffigurare una zia o la mamma. Dunque, mettiamo che magari è un periodo dove non ti capisci tanto con la tua mamma. Ci sono dei momenti di incomprensione e magari in certe occasioni si è anche un po' messa di mezzo in una tua situazione, magari non era tanto d'accordo nella frequentazione di una persona, oppure ti crea degli ostacoli per qualche ragione, vedo dei tormenti, vedo comunque un senso di lontananza, come se qualcosa avesse dei ritardi e deve averci a che fare questa persona, visto che compare nella stesa. Comunque c'è anche la possibilità che nonostante tutto un certo rapporto stia proseguendo per scritto, e c'è comunque distanza, non tanta possibilità di vedersi. Nel prossimo periodo ritengo che per incomprensioni caratteriali una situazione andrà a chiudersi, ma non subito, cioè la situazione andrà a raffreddarsi, un qualcosa che comunque o è in corso
oppure ancora potrebbe voler dire che avrai un'occasione di incontrare un ragazzo più grande, molto più grande, da cui nasce un corteggiamento, ma è molto confusa la situazione, non è o la persona non avrà le idee chiare, non ha dei modi molto sinceri, oppure questo corteggiamento potrebbe essere molto discusso, molto, come dire, molto commentato dalle persone che hai intorno. Comunque è una cosa che si svilupperà per lo più per telefono. Allora, gran signore, ladro, vedovo, giovane fanciulla. Beh, ascolta, non è che io veda un granché per te. La situazione non è delle migliori, non sembra che tu sia tanto sostenuta nella tua scelta. Evidentemente non è una scelta proprio delle migliori. Fai attenzione, effettivamente questa persona che potrebbe essere più grande di te non necessariamente ha le idee chiare su cosa vuole. E come vedi, guarda, gran signore ladro vedovo, ho anche la brutta sensazione che ti creerà qualche dispiacere, forse perché ci sarà di mezzo un'altra figura, un'altra persona. Insomma, Fabiana, attenta. Allora, andiamo avanti. Lo spazio si restringe, sembra così. Allora, ciao Marina, grazie. Ok, saluto il Marietto che ha i suoi impegni, noi ci sentiamo domani mattina. Ciao Marietto, buonanotte. Allora, andiamo avanti. Liana, buonasera. Ileana, 29 luglio 86 e Giuseppe, 24 novembre 92. Andremo a convivere a inizio anno. Vediamo un pochino fra Ileana e Giuseppe. Vediamo se vanno a convivere. Caspita, che bel taglio. La costanza è una carta di riuscita, è solo questione di tempo, ci dice questo, che se pazientiamo e perseveriamo otteniamo il nostro risultato. E l'amante, oltre a essere un uomo che ama, che si propone, che corteggia, è anche una proposta in un certo senso. Dunque, diciamo che per rispondere alla tua domanda abbiamo un taglio comunque positivo. Allora, beh, l'esito mi parla di casa, casa, fortuna. C'è qualche peripezia per arrivarci, perché si direbbe che affronterete qualche ostacolo, ma partiamo con ordine. Conversazione, malinconia, belvedere, superbia, denaro. Allora, diciamo che così a naso, perché non conosco la vostra storia, dunque ti dico indicativamente cosa sembra voler dire la prima linea, e che voi ne avete parlato, però vedi malinconia e belvedere, probabilmente anche parlandone non avete proprio trovato subito il modo di riuscire a realizzare questa situazione. Si direbbe che sia dovuto all'attesa di una qualche opportunità legata o ai soldi o proprio all'individuazione di un posto dove andare. Comunque c'è un qualcosa che non è andato tanto liscio. Cioè, probabilmente ne parlate, ma scusa, ne avete parlato, ma si direbbe che possano esserci stati
come dire, degli ostacoli,